Anche una puntata very speciale. Siamo a Bastia, in Corsica, per vedere se si parla u corso. Se i bastiacci parlano corso, come lo parlano, e se capiamo, perché mica parlo in senese, in genovese e in pitinin in italiano. E miemo se capimmo e cosa scrivimmo. Anemo, a un mercato. Salute! Salute! Forza Bastia! Forza Bastia, il calcio, si dice così. Ballon? Il ballon. Ballon. Oggi a scuola sono tutti bilingue. C'è un corso dentro tutte le scuole. Come hai detto, ciucchi? I ciuci. Ciucci. I ciuci. Ciucci sono i bambini. I teli. Vitelli. E voilà. Fanno corso, sono Violetta, ce la di per una storietta. E Antone Bidone parlando belancone e con 3 palette in culo suonato il tamburo. Vino. Vende vino. Come si dice vino in corso? Vino. Binu, con la B, binu. Rosso, rosato e bianco. Chi cos'è che da mangiare? Queste cose buone, che cose sono queste cose? Questo miacciole, frittelle, buidice, frappe. Sono fatti con gaggio e a uvono o a blanciato. Dite proprio di Bastia? No. Noi siamo di Agastanice. Ma grazie, ma... Grazie mille. Buono. Ma ricordo quando c'è stato il generale De Gaulle, no, était più generale, il generale De Gaulle, c'era una guerra in Algeria, che era qullato per qui, e ora era piccolo, qullato per qui, e l'hanno odioso, e porta da Meria in faccia, e si è messo così, in chiesa, è andato in chiesa. E la festa più importante di Bastia qual è? Era San Giovanni, San Jean. Facevamo i fuochi sulle chiombe, ma tutti i ragazzi ramassammo legni e facevamo i fuochi. Grazie, Ciao. grazie di che. Quando ho iniziato a parlare francese non ci capivo niente, però. Si parla corso in Bastia e tutta a Corsica. Chi ti travaggi chi? Ti travaggi... Sì, io lavoro nelle vecchie strette di un paese. Come si chiama? Carugi? Carugi. Come in Corsica. Sì. Qui, vecchi Carugi. Fazzoletto, come che nome dove altri per dire fazzoletto? Come si dice al musciuare in corso? Un mandile. Mandil? Anche in senese. C'è un associo Bonifazinco che si chiama Dighidice, che vuol dire come si chiama? Digli di sì. Che parlano il Bonifazinco, quindi questo genovese. C'è un misto tra il genovese anziana e il ponzese. Il ponzese. Il ponzese, perché di fatto sono ponzesi che hanno girato tutto il Mediterraneo, tutti i pescatori sono ponzesi, sono di discendenti ponzesi. Che posso fare 2 domande? Di cosa? Donne no, non ne ho. Donne no? I isitelli, i giovani, parlano corso o... Mezzo. E le canzoni anche, ci sono canzoni in corso? Molto. Molto? Lui canta bene. Lui canta bene? Sì. Non so se ci vuol cantare qualcosa, ma Sì. è un po' impegnato. Per cosa? Comincia a gonfiarmi e avere quella stonda da chiamare una parittata. Cosa significa stonda? Un momento. Questa è una specialità corsa. Sì, i pastori facevano questo in montagna. Quando montagnavano le pecore, lo latte qua su non si poteva mica cavalare, facevano il caso e mangiavano il caso per fellina. E questo formaggio qui come si chiama? Caso fresco, non io che lo faccio, pastore. Tu fai pastore e poi vieni qui? Per vincere la vita. Sì. Così no, se tu prendi che il latte non vinci mica la vita. Devi parlare con Cristoforo. È veramente importante di parlare corso in Bastia come in tutta Corsica, di veramente una lingua, dunque il corso è ciò a tramandare questa lingua e a mantenere questa lingua soprattutto per le generazioni che vanno. Dunque è veramente importante di una lingua ufficiale quasi in Corsica. Ci sono le idee
che parlano un corso in scuola, ben inteso, e poi ci sono di noi scuole immersive che parlano un corso da mano a zero, dunque in scuola. Dunque, per i idee, per la gioventù, è veramente importante perché so la bene di questa lingua. In Bastia si sta assai bene. Francamente, è veramente una magnifica città, Bastia. C'è tutto, c'è la cultura, c'è il mare, c'è la montagna qui. Foscia de volte che troppi turisti d'estate? Non è mica la città più turistica di Corsica, Bastia. Quelli che vengono qui hanno forse da avere appena di più la cultura, il museo di Bastia, ma non è mica come Ajaccio veramente è una grande città, Porto Vecchio di noi. Bastia è una città calma, si sta bene, siamo tranquilli in Bastia. E c'è un quello che si dice, in Bastia a chi ha soldi non ci stia. Hai capito? Ho capito benissimo. On è manco ma so 100 anni che esiste questo voyage. Noi altri siamo chi avete se si parla o corso quando gioca u Bastia. Parliamo e cantiamo questo. Cantiamo, e cosa cante? Che canzone? Voce. Io sono stato a Genova. Ah sì? Ma anche allo stadio? Sì, a Maracci. Ma ragazzi, e come l'è stato? È bello? Differente. Qui si balla questo. Qui è stato come inverno, balliamo questo tra noi. Tra di noi parliamo in corso e poi dopo con la gente che ci può capire. Allo stadio ha un'importanza maggiore la lingua. In maniera, di modo generale tutti i ganti sono in lingua corsa. E a finale della Coppa di Liga in 2015 contro Parigi c'è tutto il popolo corso che sono andati a Parigi e era una bella festa e qui è un momento preferito, un momento che mi ricordo in Bastia di scuola. Non sono mai andato, ma mi piacerebbe assai di andare in Genova, di vedere a Sampdoria o in Genova. E mi piacerebbe di andare in Genova, non ci sono mai andato. Sei invitato, quando vuoi venire, fammi sapere. Grazie a voi. Io parlo corso. E come ti l'hai imparato? E a scuola di Cainzana. A scuola di Cainzana e Forza Bastia. Ma vediamo maggio. Perso la lingua, perso tutto. La Corsica è piccola, non è un grande paese, bisogna tenere la lingua. Dopo non c'è più nulla, se le partiamo qui è finito. Bello! Ah, grazie, grande. Allora, stasera c'è un match di ballone, ma chi siete esattamente? Scolari, studenti? Mi sono da Zena, vengo da Zena, Genova. D'accordo. E siamo venuti qui per fare un scambio culturale. Culturale, d'accordo. Genova-Bastia. D'accordo. Mi sono venuto qui a parlare senese per imparare anche un po' di corso. D'accordo. Anche ti giochi a ballò? Ti giochi a ballò? Sì, io gioco a ballò con i piccoli gabbie. Futsal in francese. Futsal. 5. Voilà, 5 contro 5, sì. Bravo. Gioco 3 volte alla settimana per tenere... Perché che ne è da mangiare? Perché noi ci piace a mangiare, giustamente a mezz'ora abbiamo mangiato il nostro piatto favorito di la polenta, con la polenta con il ficadello. Voilà, allora dopo... Qualche parola in corso. Quando ti è venuto per la prima volta a vedere questa squadra? Lui ha poco preso 6 o 5 anni, qualcosa così. Quando vi altri sei dentro al stadio, parli corso tra vi altri? No, che è un problema, non parliamo mica corso tra noi, perché a chi non sa mica parlare, a chi non vuole mica parlare, a chi si vergogna, a chi semplicemente non vuole mica parlare perché non c'è mica stata una trasmissione della lingua. Uno si vergogna perché a paura di avere una rimarca, per esempio io mi sbaglio, che chi sia mi ribì, che chi sia di più anziano mi ribì e mi dice guarda è mica così ma è così. Certi esibiano bene male e certi esibiano così qui c'è radio, esibiano
Ti vuoi cantare qualcosa, Ova? No. Solo dentro al stadio. E voilà. Se tu vuoi andiamo in tribuna. Andiamo in tribuna. Metti un micro a mezza tribuna e forse canteremo qualcosa. Poi mi dire che mi trovo da gente maveggiusa che hanno detto qualcosa in corso. È stata un'emozione grandissima, anche rendisi conto che sa capimmo, anche se mi parlava in zenese e gli altri in ta lingua di chi, di Bastia. E devo dire che è tanto da imparare dai corsi per la passione e l'orgoglio che hanno per terra corsa e per la lingua corsa. Chissà, magari un giorno andiamo a sentire anche un buoni fassin, sarebbe bello. Se vediamo alla prossima.